Ooh, no, no. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, and that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, promises forever, yeah. Some people need 3 dozen roses. That's the only way to prove you love them. Listen, baby. The world on a silver platter. Tell me what could it be? I don't know we don't want to share. No one who truly cares for me. Say, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Let me tell you that these words are so true. If I ain't got you, some people want it all. I don't want nothing more. Know that these words are true. If I ain't got you, some people want it all. I don't want nothing more. Know that these words are true. If I ain't got you. Buonasera, benvenuti.
Ain't no sunshine when she's gone. There's no warmth when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she always gone too long. Anytime she goes away. She's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. I know, 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 I know. I know, 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 I know. Leave your things alone. Ain't no sunshine when she's gone. No sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Signori Alessio, Ultra Jam Sextet, buonasera a tutti. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord. Well, you've told me you were drowning. I will not lend a hand. I see your face before my friend.
but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off the grin. I know where you've been. It's all been a pack of life. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. Well, I remember, don't worry. Why could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reasons why you keep deciding, son. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord, Lord, I can feel it coming, yeah. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, when I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord, I can feel it coming, yeah. I can feel it coming, yeah. I can feel it coming, yeah, tonight. I can feel it, oh Lord, oh Lord, I can feel it coming, yeah. I can feel it coming, yeah. La voce di Michele. Grazie mille, grazie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh. The way that things have been, oh. Now second thing, second, don't you tell me what you think that I should be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh. The master of my sea, oh. I was broken from a youngest, taking my soul into the message, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lessons to the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me a believer, believer. Babe,
All the hate that you earned, turn your spirit to a dove hole. Your spirit up above all. I was choking in the crowd, within my ringed up in the cloud, falling the ashes to the ground. Up in my feelings, they were drowned, but they never did. Everything having and flowing, and can't believe me till they were open and rained down. It rained down like, Hey, you make me a believer, believer. Hey, you break me down and build me up, believer, believer. I said, pain, let the bullets fly and let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Now last things last by the grace of the fire of the flame. You're the face of the future, the blood in my veins, oh. The blood in my veins, oh. Oh. But it never did, everything having a flow and it can't believe it until it were woven and rained down. It rained down like, Hey, you make me a believer, believer. Hey, you break me down and build me up, believer, believer. I said, play and let the bullets fly or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me a believer, believer. You make me a believer, believer. You break me down and build me up, believer, believer. E questa era la voce di Deborah. Buonasera a tutti i nuovi arrivati. Ci prepariamo per questa serata super. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. 1, 2, 3, 4. I heard he sang a good song, and I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eye, Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly
fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one aloud. I pray that he would finish, but he just kept right on, strumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. La 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 la. La la la. La 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 la. With this song, strumming my pain with his fingers, strumming my pain, singing my life with his words, singing my love, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Grazie di Ultra Jam Sextet. Monica, Serena, Debbie e Giulia. He can flatter, he can bruise slowly, he can juju eyeball, he won't holy roller, he can hold down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoes and he got toes and football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. He back production, he gone. Warner's Campbell, he gone. One side border, one spine breaker, he gone. Feet down below his knee. Hold you in his arms till you can feel his disease. Come together right now
over me. He rolled the coaster, he got honey, warning, he got money, what he won. Mojo filter, he say, one and one and one is free. Got to be good looking, cause it's so hard to see. Come together right now. Come together right now. Come together right now over me. Alessio. E adesso, visto che ormai siete in tanti, vogliamo sentire il battito delle vostre mani con noi. Birds fly with are finally free. Patience lost, I began to lose me. My advice will be take a breath. Close your eyes and take a step. I was scared, I thought it's on my own. You pulled me down and I let you go. I told you I would prove you wrong. And now I'm here and I'm standing strong. I know, I know, I know, I know, I know that I ain't got far to go, go, go. Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. Whole time roller coaster, here we go. Florida, Orlando, I am playing with you. Day one, I see that go for me. One box did got a lot to be. I was scared of all this on my own. You put me down and I let you go. I told you I would prove you wrong. And now I'm here and I'm standing strong. I know, I know, I know, I know, I know that I ain't got far to go, go, go. Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. I'm here to stay, I'm here to stay. Amen, 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 amen. And if I had to go back in time, I would just do it again, 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 again. Yeah. Hey, 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 hey. I ain't got far to go, say, hey, hey, hey. I ain't got far to go, oh, hey, hey, hey. I ain't got far to go. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know that I ain't got far to go, go, go. Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go, go, go. Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. Monica. Grazie. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. Rosanna, Rosanna, and
Never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna, oh yeah. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight. Rosanna, Rosanna, I didn't know you well, looking for more that I could ever be. Not quite a year since you ran away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. All the way, Rosanna, yeah. All the way, meet you all the way. How's your face there shining through the window on the other side? Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna, oh yeah. All I wanna tell you is now you never ever have to compromise. Rosanna, Rosanna, never thought I'd lose you could ever hurt so bad. Not quite a year since you ran away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Not quite a year since you went away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. All the way, you. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way, No, 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 yeah. Rosanna, yeah. Meet you all the way. Oh, yeah, 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 yeah. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. No, 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 no. Meet you all the way, No, 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 yeah. Rosanna, yeah. Grazie mille. Anche voi.
perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato? Cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso. E invece niente, Nessun no, dolore, non sento niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, c'è tensione, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. Quando ero indeciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che tu credevi gelosia per inesistenti amanti? E allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambino senza troppa pazienza. Non sento niente, Nessun no, dolore, adesso niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun non c'è dolore, tensione, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, invece niente, nessun no, dolore, non sento niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, c'è tensione, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. Il vetro non è rotto dal sasso, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso. L'applauso per sentirsi importante e senza domandarsi quale gente. tutte le occhiate maliziose che davi, era semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi. e mi ridevi, e mi ridevi, Non sento niente, Nessun no, dolore, adesso niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non c'è tensione, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non sento niente, nessun no, dolore, adesso niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non c'è tensione, nessun dolore, emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun no, dolore, nessun dolore. Grazie. Grazie. Utajan Sextet, seguiteci nei social, Facebook e Instagram. Thunders and letters from Berlin, but I'm still preaching the rhythm. Long and
Yes, you did, you did. Yes, Yes, indeed, you it did. Park did. and played in Berlin. Yes, indeed, it really did. Yes, He told the indeed, it truth way did. down in Berlin. Yes, indeed, it really did. Charlie Park and play in Berlin. Berlin, 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 down Berlin, west Berlin, Berlin, hit up and down in Berlin. Everybody tap that beat, everybody stomp their feet, everybody dips beat bop, and they never stop. Down the stairs, lose their cares, yeah. Down in Berlin, all the street, Bob was king, yeah. Down in Berlin, Berwin cool, Max would look, yeah. Down in Berlin, Mars can true, Jake and two, yeah. Down in Berlin, basic blue, make it too, yeah. Down in Berlin, candle pop, play that ball, yeah. Down in Berlin, down the stairs, lose their cares, yeah. Down in Berlin, Berwin cool, Max would look, yeah. Down in Berlin, guys can prove, Jake and two, yeah. Down in Berlin, basic blue, make it too, yeah. Down in Berlin, cannonball, play that ball, yeah. Down in Berlin, down in Berlin, down in Berlin. Grazie. Vi auguriamo una buonissima serata. Buona serata. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Toniolo per la cerimonia di premiazione delle 60 opere finaliste del Premio Mestre di Pittura 2024. Grazie per essere con noi, vivere queste belle emozioni, e ovviamente un ringraziamento va ai padroni di casa, a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione anche quest'anno di questa 8ª edizione del Premio Mestre di Pittura 2024. Questo premio promosso, lo ricordiamo, dall'Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, che ha visto la partecipazione quest'anno di ben 650 candidati provenienti da tutta Italia e dall'estero. Farei anche un grande applauso ancora ai magnifici Ultra Gem Sextet, che poi ritroveremo nell'arco di questa serata, meravigliosi questi ragazzi. E allora io direi di iniziare proprio con chi anche quest'anno si è così prodigato per la realizzazione di questo premio, di questo evento e soprattutto anche di questa serata. Quindi do il benvenuto qui sul palco al segretario generale del Circolo Veneto Silvia Polese e a Cristiano Costantini, coordinatore organizzativo del premio. Buonasera, buonasera Silvia, buonasera a Cristiano. Buonasera. E allora ci ritroviamo anche quest'anno qui all'8ª edizione, un'edizione insomma con delle novità, ma poi racconteremo meglio di questo. Silvia, iniziamo da lei. Sì, io intanto porto i saluti dell'associazione Il Circolo Veneto, porto i saluti del presidente Cesare Campa. Cesare è collegato in streaming, ci ascolta, ci sta guardando. Lo salutiamo. Io vi chiederei quindi di salutarlo con un caloroso applauso. Grazie. Cristiano, siamo qui. Grazie a tutti voi. Campo l'abbiamo salutato, ma un applauso secondo me meritano il pubblico, i mecenati che consentono all'organizzazione di continuare. Questa è l'8ª edizione del Premio Mestre di Pittura e questo ci inorgoglisce, ma è possibile perché c'è un sostegno di una parte di cittadini anche
non solo diciamo, emotivo, ma anche proprio economico da parte dei mecenati, e quindi questo è importante. E poi l'applauso principale lo vorrei dare agli artisti, in particolare ai finalisti che sono qui presenti, perché è grazie alla loro partecipazione che a questa serata, ma alla mostra delle opere finaliste al Candiani, che Mestre accoglie per l'8ª volta una rassegna che la arricchisce. Abbiamo visto scorrere le immagini delle opere, di tutte le opere candidate, quindi non solo di quelle finaliste, di tutte le opere candidate. 60 di oltre 650 candidate sono le opere selezionate per la fase finale. E da stasera sapremo tra i 60 quali sono i premiati. Ma è una continua scelta. Essere premiati è la fase finale di un percorso che ci vede tutti coinvolti e in particolare voi 60 finalisti che siete qua. Grazie per la vostra partecipazione, ci vuole del coraggio per cimentarsi con i colleghi artisti, non solo per produrre un'opera d'arte, che ogni volta è una creazione di qualcosa di nuovo che non esisteva prima, ma anche è importante proprio quello di avere la voglia di confrontarsi. E il Premio Mestre è proprio questa opportunità, quella di mettere a confronto le generazioni di pittori senza confini, e in effetti abbiamo artisti italiani, ma non solo italiani, veneti, ma non solo veneti, perché provenite da tutta Italia, sia come candidati che come finalisti, e questo è di tutte appunto le generazioni. E questo appunto dimostra che il premio continua a essere una finestra di un mondo della pittura, dell'arte contemporanea, che riusciamo a intercettare e che ci ama. Poi su questo come introduzione finirei, perché altre cose potrei dirle più avanti. Assolutamente, grazie. Facciamo un applauso ancora a Cristiano Costantini per aggiornare, dare qualche dato anche su questa 8ª edizione, un'edizione che cresce, anche proprio i numeri lo dicono, perché è più il 14% rispetto alla passata stagione, il 41% dei candidati, lo citava poco fa Cristiano, sono veneti, il 9% stranieri, e poi anche un altro dato importante è relativo agli under 35, che sono il 23%. Questi sono dati secondo me anche importanti da riportare e significativi per far capire anche quanto l'arte, in questo caso contemporanea, può davvero lanciare dei messaggi anche positivi, e li abbiamo ricevuti anche grazie a questi dati. Ricordiamo poi la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, il contributo anche della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, della Fondazione di Venezia, e il premio ha anche il patrocinio della Regione Veneto, della Città Metropolitana e del Comune di Venezia. E a tal proposito inviterei qui sul palco Ermelinda Damiano, che è Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Buonasera. Buonasera. Grazie ovviamente per essere con noi in questa occasione speciale. Come dicevamo, l'arte, potremmo dire, parte da qui, ma è stato un messaggio ricevuto dall'Italia e anche dall'estero, quello del premio pittura. Beh, assolutamente, ormai è un premio consolidato e atteso nella nostra città. Peraltro questa serata è una delle più attese, perché appunto verranno proclamati i vincitori. Però, come è stato detto, è un premio che è cresciuto nel tempo, non solo dal punto di vista dei numeri, ma dal punto di vista qualitativo. Infatti credo che la giuria abbia svolto un lavoro davvero difficile quest'anno. E un premio che inorgoglisce la città, grazie a Cesare Campa, che è l'anima e il motore di questa rinascita del premio Mestre Pittura, ma anche di tutta la squadra del Circolo Veneto, Silvia, Cristiano, Marco, tutti davvero si sono appassionati e ci hanno messo l'anima in questi anni, e hanno ridato slancio alla cultura e all'arte della nostra città, della terraferma.
E devo dire che poi sulla scia di questo rilancio anche i nostri investimenti come amministrazione, dal Centro Culturale Candiani, Forte Marghera al Teatro del Parco, adesso l'ex Emeroteca a 2 passi da qui, ma anche l'ex Palaplip, insomma Mestre sta vivendo un bel fermento dal punto di vista culturale e credo se lo meriti tanto. Per questa serata io non posso che ringraziare la grande squadra che ha permesso anche quest'anno di avere un'edizione incredibile, straordinaria. Ricordiamo che la mostra al Candiani chiuderà il 20 ottobre. Esatto. E dalla Fondazione Musei Civici, Fondazione Bevilacqua La Masa, l'Accademia delle Belle Arti, davvero i mecenati, la giuria popolare, un lavoro straordinario e quindi questo davvero va ricordato e va valorizzato nella nostra città. E poi non posso che congratularmi con i premiati, ma non solo, con tutti i partecipanti, perché sono stati davvero bravissimi. Grazie mille ovviamente Ermelinda Damiano per la partecipazione. Grazie. E quindi sì, 60 quadri finalisti, come ricordava giustamente Ermelinda Damiano, saranno fino al prossimo 20 ottobre appunto in mostra al Centro Candiani e sono stati selezionati da una giuria tecnica presieduta da Gianfranco Maraniello, che è un eccellente storico dell'arte, direttore del Polo Museale e Contemporaneo di Milano. Invece una giuria popolare formata da centinaia di appassionati voterà una propria sua opera e proprio ora è iniziata la conta, quindi gli scrutini, la conta dei giurati, ma ora invito anche qui sul palco Mattia Agnetti, che è il segretario organizzativo Fondazione Musei Civici di Venezia. Eccolo qui, Mattia, buonasera. Buonasera, grazie. Ci facciamo anche un po' più avanti perché fa sempre un po', no, questo, un po' d'ansia al pubblico, vero? Quindi... No, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie molto, grazie a tutti per essere qui questa sera. Sono molto contento. Sono oramai alcuni anni che lavoriamo insieme al Circolo e all'amministrazione comunale per promuovere il premio. È un progetto, un'attività che è diventato oramai parte integrale in tutto e per tutto del nostro lavoro. Guardate, chi come me, come i miei colleghi lavora nel mondo dei musei ha un obiettivo principale, una missione, che è quella di tutelare, conservare, studiare, ricercare le collezioni permanenti, le collezioni storiche-artistiche. Nel caso specifico dei nostri musei, dei Musei Civici di Venezia, le collezioni d'arte antica del Museo Correr, piuttosto che le collezioni scientifiche del Museo di Storia Naturale. Ma c'è un elemento importante anche, che è quello della promozione dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea che trova nel Premio Mestre sicuramente un momento di altissimo livello e che è diventato ormai per Fondazione uno dei pilastri. Quest'anno abbiamo voluto andare oltre e quindi oltre a offrire una vetrina grazie al Premio Mestre presso il Centro Culturale Candiani a tutti gli artisti che hanno partecipato con le loro opere e quindi un momento espositivo, abbiamo voluto inserire un artista del Premio Mestre tra i destinatari di uno degli atelier d'artista che tra qualche settimana si aprirà qui in centro città. Avrete sentito parlare tutti che presso l'ex Emeroteca nascerà la Casa delle Arti e quindi uno spazio dove gli artisti verranno a produrre in centro città. Questa è una novità abbastanza diciamo importante, rilevante, perché portiamo l'arte come Fondazione Musei Civici, come amministrazione comunale, nel cuore della città, non solo da un punto di vista di rappresentazione, di promozione, ma dal punto di vista della realizzazione. Quindi daremo la possibilità a questi artisti, e tra questi anche uno che verrà scelto dal comitato del premio, di poter avere una residenza per 10 mesi. E questo è l'avvio di un progetto che durerà per molto tempo, diversi anni. Grazie ancora a tutti voi e in bocca al lupo per la serata. Crepi, grazie mille, grazie a Mattia Agnetti. Ringrazio ovviamente Silvia, Cristiano e Ermelinda. Vi faccio accomodare, vi faccio godere lo spettacolo. Dopo comunque ci rivedremo. Grazie mille. Io vi do ancora qualche indicazione sul premio Mestre di Pittura, che è nato nel 1958 da un'idea
dall'idea dell'artista Andreina Crepeguazzo, che fin dai primi anni 50 auspicava proprio al rilancio culturale della terraferma. E le opere vincitrici della rassegna fra il 1958 e il 1968 sono state tutte acquisite dal Comune di Venezia e conservate poi alla Galleria d'Arte Moderna di Capesaro. Così è stato anche per le opere vincitrici dall'edizione del 2017 in avanti, e così sarà anche per il primo quadro classificato questa sera. Da sempre, quindi, l'abbiamo detto, il premio Mestre di Pittura si propone come motore culturale, con la finalità proprio di promuovere quella che è l'arte pittorica contemporanea. Ma non solo di pittura e di arte parleremo questa sera, anche di musica. E quindi iniziamo così per introdurci in quella che è la prima fase di questa serata con una band che abbraccia la musica a 360 gradi, interpretandola in uno stile unico, influenzato da vari panorami artistici dei 4 musicisti che la compongono. Cristian alle tastiere, Roberto al basso, Cristian alla batteria, alla voce di Giulia Penza, un'artista e performer di una spiccata sensibilità vocale e interpretativa, che vanta anche una poliedrica serie di collaborazioni musicali e che attraverso la sua voce fa rivivere le più grandi canzoni italiane e internazionali, rivisitate in una chiave melodica e carica di sentimento che caratterizzano ovviamente l'intero show. Io chiederei a voi un grande applauso per i To Go! Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired when I knew I had to face another day. Make me feel so tired. For the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. And when my soul was in lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, till your case helped me name it. No, I'm no longer the poor of what I'm living for. And if you make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me, you make me feel so good inside. And I just wanna be. You make me feel so alive. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel like a natural woman, woman. You make me feel, you make me feel like a natural woman. Grazie.
When Marie starts to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Stay with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Sway with me, stay with me. Oh, the dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. Where is where I go with? I can hear the sound of violin long before it begins. Make a thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Bathe me, thrill me, use me, make me, take me. You have a way with me. Sway, sway, sway. Oh, the dancers may be on the floor, here, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. Where is where I go with? I go with. I can hear the sound of violin long before he begins. Make a thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make a thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make a thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. Sway me now. Grazie. I To Go! Facciamo un applauso, bravissimi! Grazie ragazzi. Bene, allora entriamo adesso nel vivo della serata con la prima premiazione, che è il premio alla carriera. Chiamo qui sul palco insieme a me, saranno sempre qui con me Silvia Polese e Cristiano Costantini. Arrivano, eccoli qui. Facciamo un applauso. Cristiano ci ha già abbandonato. Adesso arriva. E chiamerei qui anche sul palco, proprio per darci anche una spiegazione sul premio, quindi premio alla carriera, il presidente della giuria Gianfranco Maraniello. Eccolo, arriva dalla platea. Eccoci qui, presidente, buonasera, ben arrivato. Gli consegniamo anche il microfono. Prima ovviamente di andare a svelare chi è il premiato quest'anno, volevo chiedere a lei un parere e due parole proprio sul premio alla carriera. Il premio alla carriera è anche la testimonianza che questo premio ha una lunga continuità, perché è anche il modo per far ritornare alla nostra attenzione artisti che hanno già in passato anche partecipato al premio Mestre e che per fortuna, nel caso specifico, ma non anticipo nulla, hanno continuato a rendere ancora più viva e interessante una ricerca anche se di lungo corso, quindi qualcosa di ancora più importante, perché rinnovarsi per un artista è sempre una cosa difficile. È vero. Chiamo anche qui, ecco, lo vedo intanto che è arrivato Cristiano, ma chiamo qui sul palco anche Marco Dolfin, che è segretario della giuria tecnica, perché appunto ci darà, eccoci Cristiano, era andato a recuperare la targa giustamente,
Marco Dolfin, come dicevamo, poi ci darà anche la spiegazione proprio della motivazione, ecco, della motivazione proprio tecnica. E quindi andiamo a nominare il premio alla carriera che va quest'anno a Paolo Patelli. Questa sera per noi c'è la moglie Claudia Steiner. La invitiamo sul palco, eccola, la vedo arrivare. Eccola qui. Marco, intanto magari vogliamo dare qualche indicazione sulla motivazione. Buonasera. Allora potrei già leggere la Buonasera. motivazione e poi lascio la parola Esatto. a Gianfranco che spiegherà, magari dirà 2 parole sull'artista. Allora, un artista che ha saputo distinguersi nel panorama internazionale con un linguaggio pittorico unico e in continua evoluzione attraverso un'incessante sperimentazione con i materiali e la forma che lo hanno collocato tra i protagonisti della pittura analitica e della pura pittura. E allora, questa è la motivazione da parte della giuria tecnica. Il presidente invece di giuria le consegna a lei ovviamente il premio alla carriera per Paolo Patelli. Facciamo ancora un grande applauso. Ci mettiamo anche qui in centro così facciamo una bella foto. Un po' più avanti ci dicono i fotografi, ne abbiamo ben 5 questa sera. Complimenti quindi, complimenti a Paolo Patelli ovviamente per il premio alla carriera, grazie a Claudia Steiner per aver ritirato il premio. Grazie mille. La facciamo... Sì, certo. Allora, Sì. Intanto diciamo subito che l'immagine che abbiamo alle spalle è la riproduzione proprio di un'opera di Patelli, ed è un'opera di 10 anni fa, se non ricordo male, e posso anche svelare questo, anche se agli artisti non piace mai troppo che l'anagrafe venga svelata perché sembra sempre un riconoscimento all'età e non invece ai meriti artistici. Quindi, però è importante sapere che a 80 anni, 10 anni fa, Patelli ancora porta avanti la sua ricerca artistica, lo fa in maniera molto poetica. Ho letto sue dichiarazioni in cui l'intento sembra proprio quello di restituire proprio la luce del mattino, la sorpresa, la meraviglia, l'incanto di una luce, quindi di un'esperienza reale, di incontro con il mondo. Ma questa cosa avviene però dopo una ricerca artistica maturata. A dir la verità, abbastanza tardi comincia il suo percorso artistico. È un artista che ha consapevolezza del mondo, lo conosce anche dal punto di vista di precedenti e pregresse modalità di esperire le cose, perché arriva dalla scienza, dalla conoscenza tecnica, scientifica. Eppure negli anni 60 diventa uno dei protagonisti di questa possibilità di fare ritorno, letteralmente ritorno alla pittura. Quando dico ritorno perché sono successe tante cose nella storia dell'arte, si è immaginato davvero che attraverso altre modalità espressive la pittura potesse essere un po' in ritardo sulle cose del mondo e sulla capacità di tradurre le proprie esperienze, il proprio modo di vedere le cose anche attraverso una forma così tradizionale. E però è una forma tradizionale ma che viene rinnovata, e Patelli ne è un protagonista, perché addirittura non soltanto ragiona non tanto su quello che la pittura rappresenta, ma proprio su che cosa sia la pittura in sé, ragiona sul pigmento, sulla far apparire la pittura come pura luce, e ne mette in discussione tutti gli strumenti, al punto che comincia anche a dipingere anche con le dita, con le mani, e poi dopo torna invece a ripensare a come gli strumenti possano essere un esercizio che accompagna la ricomposizione del quadro per farci tornare veramente alla conoscenza del mondo. Ecco perché è straordinaria che questa ricerca non si sia mai interrotta, e quindi credo che tutti noi dobbiamo essere grati ad artisti come Patelli che hanno indicato non solo la strada con il proprio lavoro, ma anche con la propria etica, con il proprio modo di pensare al ruolo della pittura nel nostro tempo. Grazie, grazie Gianfranco Maraniello. Allora ringrazio in nome di Paolo Patelli, che purtroppo non può essere presente, visto la sua condizione di salute, ma ringrazio anche il Circolo Veneto. I nomi sono già stati fatti tutti, anche se me li sono scritti, perciò inutile ripeterli. Per lui era importante anche per il morale, è molto grato ed emozionato. Voleva dire tanto per lui, perché ha cominciato da Mestrino, finisce da Mestrino, e una carriera vasta e lunga. Non sarebbe stata possibile
senza collezionisti, amici, collaboratori, come anche il fotografo più da 30 anni che lo accompagna, Paolo Cosenza, il design alla Filana Motta, Antonio Chiarato, o anche in tempi duri un'ancora sempre Ugo Franco. Allora, questo vuol solo dire che l'arte si nasce da dentro, però se dopo non hai nessuno che ti fa andare avanti, è difficile. Perciò il suo consiglio è ai giovani artisti: andate in studio ogni giorno, e il suo motto di vita è sempre pronto. Un grande grazie di cuore da Paolo Patelli. Grazie mille. Anche a Claudia Steiner che ritira il premio alla carriera per Paolo Patelli. Grazie mille, grazie Claudia. Allora, Claudia la possiamo far accomodare, invece il Presidente, se vuole rimanere con noi, no, scende, vabbè, dopo in caso lo facciamo risalire. Perché dovremmo farla risalire. Non avevo capito, Presidente, ha fatto il gentiluomo. Galante. E allora, quindi passiamo al riconoscimento alla memoria. Riconoscimento alla memoria al vincitore della terza edizione del Premio Mestre del 1960, Giampaolo Domestici. A ritirare il premio abbiamo il figlio, il signor Francesco. Eccolo qui, signor Francesco. Buonasera, grazie ovviamente per essere qui. Le consegniamo, ecco il Presidente di giuria che consegna il premio riconoscimento alla memoria, Giampaolo Domestici. Facciamo la foto e poi con Marco Dolfin andiamo... Posso leggere la motivazione? Certo. Allora, esponente tra i più originali della tradizione pittorica veneziana del secondo Novecento, dotato di una brillante gestualità sorprendentemente contemporanea, di una intensa luminosità e di un particolare tocco che ne hanno costituito la sua distintiva cifra stilistica. Facciamo un applauso ancora a Giampaolo Domestici. Signor Francesco, vuole dire qualcosa? Volevo ringraziare tutti voi, i responsabili dell'organizzazione del premio, soprattutto Cristiano Costantini che ci ha coinvolti in questa avventura. Volevo ringraziare Marco Dolfin per il suo studio, la sua ricerca su mio padre. Volevo ringraziare anche Matteo Piccolo e volevo ringraziare anche mio cugino Matteo Domestici, senza il quale questo sarebbe stato impossibile. Ecco. Grazie a Francesco. Complimenti ancora. E dietro abbiamo l'immagine proprio dell'opera che ha vinto il premio Mestre nel 1960 e che oggi è custodita appunto a Capesaro, ed è stata questa occasione del premio alla memoria, che è una cosa che abbiamo appunto inventato ormai 3 anni fa. È una occasione molto importante per mettere luce su questi artisti che spesso purtroppo oggi sono dimenticati. Sono dimenticati sia nei musei, anche nelle mostre, nelle attività espositive, che poi anche nel mercato, che è una sua conseguenza. Però è un protagonista della pittura veneziana del secondo Novecento proprio per la sua forza e le sue originalità del tratto, no? Un artista diventa importante quando diventa riconoscibile, no? Quando la sua gestualità è qualcosa che anche senza conoscere l'autore, davanti a una tela, una persona può essere capace, come dire, di fare un'attribuzione, di capire che è lui l'artista, allora vuol dire che quell'artista ha avuto una sua personalità. Ecco, Domestici è uno di questi, e lo si vede soprattutto anche nei suoi autoritratti, nella sua pittura, che abbiamo avuto modo anche poi di presentare durante la conferenza che abbiamo fatto al Candiani, ma
appunto in queste opere c'è anche la tradizione, come dire, secolare veneziana della pastosità della materia, del colore, della forza del gesto, ma poi anche una straordinaria contemporaneità, soprattutto nel vedere i suoi autoritratti che anticipano sorprendentemente la pittura di oggi, anche di alcuni artisti magari contemporanei che alcuni hanno visto in recenti esposizioni alla Biennale, ma la forza proprio della sua gestualità diventa qualcosa di innovativo e quindi speriamo che questa occasione sia una di quelle che possa portarlo a riscoprire. Grazie, grazie anche per questa precisazione doverosa. Allora, io congedo il signor Francesco, grazie ancora, grazie mille. Congedo anche Gianfranco Maraniello e anche Marco Dolfin e Silvia e rimane con me Cristiano. Perché Cristiano? Perché adesso vorrei parlare con lei di un progetto importante che è Amici del Premio. Che cos'è? Amici del Premio è un'iniziativa che è nata nel difficile periodo del Covid. Con il Presidente eravamo preoccupati di poter proseguire nell'attività del premio e abbiamo detto, creiamo un luogo dove comunque ci si scambia, ci si conosce e abbiamo creato questo sito, Amici del Premio Mestre di Pittura, che è stato fortunato perché fin da subito ha accolto molti degli artisti che avevano partecipato negli anni precedenti al premio e che poi ha portato fortuna al premio perché in realtà il premio non ha perso nessuna edizione, cioè si sono aperte delle finestre, diciamo, in quel periodo di isolamento che hanno consentito di procedere annualmente a tutte le edizioni. Questo sito è un archivio, un deposito delle immagini delle opere che sono state candidate. È un luogo, diciamo, che viene utilizzato volontariamente, quindi non è che tutti i candidati hanno la pagina, ma ogni pagina viene creata su domanda degli artisti che negli anni si sono candidati, indipendentemente dall'esito del risultato del concorso di ogni anno. E quindi questo negli anni, in 2 o 3 anni, si è incrementato. Abbiamo oltre 600 artisti che ormai fanno parte di questa rassegna, alcuni con un'opera, ma molti hanno 2, 3, 4, qualcuno anche 7, e da quest'anno avranno 8 opere, e quindi è proprio una bellissima vetrina che mantiene nel tempo il ricordo della presenza in questa competizione, in questo concorso, di tanti artisti che ci partecipano, ed è una cosa che ci inorgoglisce ed è un modo anche per ciascun artista di fare ulteriore promozione di se stesso e confronto del mondo che viene intercettato da dal nostro premio. Grazie, complimenti. Facciamo grazie. un applauso ancora a Cristiano Costantini Sempre, per queste iniziative, è insomma, sempre così importanti. merito sempre degli artisti che invito a continuare. Chi ancora Esatto. non ha la pagina chieda di avere la pagina. Esatto, grazie Cristiano, grazie. Arrivederci, Ci vediamo tra grazie, pochissimo. Noi andiamo avanti adesso perché diamo spazio anche ai patrocinatori, in particolare chiamo qui sul palco Riccardo Caldura, che è direttore dell'Accademia delle Belle Arti. Vediamo da dove arriva. Dalla platea, eccolo qui, buonasera. Facciamo un applauso ancora a Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia delle Belle Arti, perché anche qui avremo un premio da consegnare. Vediamo, ecco la nostra Marta, Grazie. giusto? Marta. Buonasera. Buonasera, piacere di ritrovarla in questa occasione pubblica così piacevole e interessante per Mestre e per la città nel suo complesso. Esatto. Allora, signor Caldura, parliamo del concorso dell'Accademia. Perché questa sera consegniamo un trofeo. Sta pensando al concorso dei bozzetti, da cui poi c'è il riconoscimento della giuria popolare che viene dato. E intanto li vediamo scorrere anche qui. Questa è una nuova iniziativa fortemente voluta da Cesare Campa e da Cristiano Costantini e che ha permesso di aprire non solo alla pittura ma anche alla scultura l'esperienza di una generazione di giovani che si stanno provando nell'ambito delle arti. I bozzetti che vedete sono una selezione effettuata in accademia da molti più bozzetti che sono stati elaborati all'interno della Scuola di Scultura di Venezia. Allora, la Scuola di Scultura di Venezia
è una delle scuole tradizionalmente importanti italiane, no? Perché c'è Martini e Alberto Viani, che caratterizzano la scultura novecentesca, però poi c'è, come in questo caso, una nuova generazione che si misura e confronta con la produzione nell'ambito della scultura. Questo è quello che è la nostra selezione. E quindi di questi 10 bozzetti abbiamo 10. ovviamente il vincitore del concorso. Lo dico io o lo dice lei? Lo dice lei? Lo dico io. E allora il vincitore del concorso è Silvia Dal Bianco. Silvia, venga su. Dov'è Silvia? Silvia, sei tu. Vieni, vieni. Noi ci vediamo nelle aule dell'Accademia di solito. Ah, ecco, questo è sicuramente un luogo altro- diverso, è un altro un altro contesto, palcoscenico, è un altro contesto. però insomma non possiamo non applaudirti, data la tua vittoria. Silvia Dal Bianco, eccolo qui, lo riconosci? Sì. Complimenti, complimenti Silvia, vuoi dire 2 parole? L'idea di questo trofeo nasce dal mio territorio. Quello è un airone stilizzato. L'airone è da sempre simbolo di meditazione e di sapienza, quindi questo è l'augurio che voglio fare al vincitore di questo premio, e poggia su un sasso del Piave, che è il fiume che scorre nelle mie terre, insomma. Grazie Grazie a mille voi. Silvia per questa spiegazione. Io ho avuto Vuole aggiungere l'anticipo in aula qualcosa? magna dell'Accademia, proprio di questa. Ecco. Sì, va bene. Sì, la vede, è una forma di stilizzazione, come è stato già detto da Silvia. Chiaro che ci sono molte memorie dietro di scultura novecentesca, da Brancusi in particolare, direi io. Però questa stilizzazione così elegante, secondo me, non è nemmeno in memoria di Alberto Viani, che era un grande scultore dall'eleganza formale estrema. Va bene. Complimenti, grazie ancora, complimenti Silvia, grazie Riccardo Caldura, può lasciare il microfono, grazie mille. E noi adesso andiamo avanti con il Circolo Veneto che assegna tra i quadri finalisti 3 borse di studio. Quindi chiamo qui sul palco Silvia Polese, proprio per questo momento. Un altro applauso per Silvia. Lascio anche il microfono. Grazie. Allora, vengono assegnate 3 borse di studio quest'anno. Chiamiamo quindi uno alla volta le borse di studio. Le vuoi chiamare tu? Va bene, chiamo io questi ragazzi meritevoli. Davide Cupola. Davide Cupola! Eccolo qui Davide. E qui abbiamo... Eccoci Davide, guarda, mettiti pure qui in centro, complimenti. Grazie. La borsa di studio te la consegna Silvia Polese. Vuoi dire qualcosa? 2 parole? Beh, innanzitutto ringrazio il Circolo Veneto e ringrazio la mia famiglia per darmi l'opportunità tutti i giorni di poter migliorare nel mondo dell'arte e partecipare anche a questi eventi, e ringrazio la mia fidanzata perché è qui oggi ad accompagnarmi. Che era molto emozionata, Sì. Lorenza, contentissima. Contentissima e grazie. Grazie a te, complimenti Davide, Grazie mille. davvero. Grazie mille. Grazie. E resta qua, facciamo la foto. Ma Resta Davide. penso che abbiano già fatto la foto perché vedevo prima che... Tutti e 3. Ne facciamo un'altra? Con gli altri 2. Sì, allora rimani qui così facciamo poi la foto tutti assieme. Perfetto. Ed ora, seconda borsa di studio. Seconda borsa di studio, Francesco De Bon. Francesco De Bon. Ecco qui anche la sua opera. Eccolo Francesco. Complimenti. Non ti ho neanche chiesto, Davide, quanti anni hai? 25. Quanti anni hai? Beh, ci hai pensato? 21, sei convinto? Bene.
Allora, vuoi dire anche tu due parole? Volevo ringraziare tutti quanti, semplicemente per il premio. E basta, è giusto, insomma. Lasciamo parlare la tua opera. Grazie Francesco. E infine Giulia Malatesta. Giulia Malatesta. Eccola qui, un'altra giovanissima. Buonasera Giulia, prego, ti consegna la tua borsa di studio. Quanti anni hai? 20, quindi andiamo a scendere. Vuoi Grazie ringraziare mille, qualcuno? anche io ringrazio tutti quanti per il premio e l'opportunità. E qui vediamo la tua. Complimenti. Complimenti Giulia. Allora, tutti qui in centro, così facciamo la foto, ragazzi, insieme. Andate ancora più in centro qui. Perfetto. Insieme a Silvia Polese, io mi faccio a lato. Facciamo ancora un applauso a questi ragazzi. Avevamo detto insomma che è un bene, no? Che ci siano questi giovani che abbiano questa grande passione per l'arte e quindi portatela avanti grazie anche a questo premio, a questo contributo. Grazie ragazzi, complimenti. Grazie ancora anche a Silvia Polese, grazie mille. E noi continuiamo adesso con il presidente della CGA Mestre, Roberto Bottan. Eccolo il presidente, perché qui andiamo appunto a premiare. Buonasera presidente, buonasera. A premiare il vincitore del premio Associazione Artigiani CGA Mestre. Quindi anche la vostra partecipazione, il vostro supporto a questo progetto che è legato insomma alla valorizzazione dell'arte contemporanea. E voi avete voluto contribuire anche a questo. Sì, noi siamo dalla rinascita del premio Mestre, abbiamo sempre partecipato come mecenati. E da 4 anni anche ci siamo posti degli obiettivi un po' più alti, fra virgolette, di arricchire la collezione d'arte che noi abbiamo all'associazione, nella nostra sede qui dietro di Via Torre Belfredo, con quadri provenienti dai 60 finalisti. Per cui negli ultimi anni abbiamo dato dei temi che sono stati più o meno, negli anni precedenti erano più o meno identificabili, tipo il territorio urbano, i cambiamenti del territorio urbano o la ricerca della felicità. Quest'anno ci siamo spinti un po' più in là, chiedendo agli artisti di misurarsi sull'astratto, per cui molto impegnativo per noi e per loro. E abbiamo giocato bene quest'anno col premio di Patelli, con la mostra che è stata suddivisa bene anche fra figurativi e astratti, per cui ci sentiamo proprio contenti di questa partecipazione e aspettiamo adesso il finalista. E il finalista è? Prego. Giuseppe Zoppi. Eccolo Giuseppe. E qui vediamo la sua opera. Buonasera, buonasera. Complimenti. Qui c'è Roberto Bottan. Complimenti. Lasciamo magari il microfono così se vuole dire 2 parole, un ringraziamento immagino. Prima cosa grazie a tutti. Premio inaspettato perché con tutta la roba che ho visto passare, insomma, non se l'aspettavo. No, assolutamente. Quindi non so che cosa aggiungere, sono contento. È giusto, insomma, chi si esprime, no, con l'arte di solito con le parole non si riesce alle volte. Infatti vero? si dice che gli artisti dovrebbero essere muti. E lasciar passare e lasciar parlare le loro opere. È vero, è vero. Complimenti ancora. Facciamo una foto, venite ancora più in centro così vi facciamo una foto con... Qui, guardi, a fianco, qui, a favore di... Sì, chiamiamo anche Marco Dolfin per la motivazione
Eccolo Marco. Eccoci qua. Vi chiedo il microfono, mi scusi. Eccoci qua. Allora, sì, beh, ce l'ho. Sì. Dentro le mura un'esplorazione dei mondi interiori. L'opera persegue un equilibrio, una giusta coerenza, rappresentando forme di incertezza, ansia, solitudine, gioia, conflitto e stranità, rendendo visibile l'invisibile. Complimenti. Questa è la motivazione. Prego, prego. Come ogni edizione, noi inviteremo l'artista presso la nostra sede ad incontrare i nostri dirigenti dell'associazione per illustrare l'opera e raccontare la sua esperienza. Grazie, grazie ancora. Facciamo allora un'altra foto insieme anche con Marco Dolfin. Facciamo una foto. Abbiamo i suggerimenti. Grazie ancora, quindi complimenti a Giuseppe Zoppi, grazie ancora a Roberto Bottan e grazie a Marco Dolfin. Grazie, potete accomodarvi. E continuiamo chiamando invece ora sul palco Matteo Zipponi, che è presidente dell'anno rotariano 2024-2025 del Rotary Club Venezia Mestre. Eccolo che arriva, intanto chiamo anche Marco Dolfin, sempre qui sul palco, che poi ci darà la motivazione tecnica. Buonasera, buonasera, le lascio il microfono, ben arrivato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, rappresento qui il Rotary. Il Rotary, sapete, è un'associazione mondiale, nata più di 100 anni fa in America, conta 1.400.000 soci nel mondo, organizzati in 33.000 club. Io sono del club locale Venezia Mestre e quest'anno ricopro la carica di presidente. E l'attività del Rotary, fra le varie cose che fa delle attività di service, cioè sono attività rivolte a migliorare il territorio nei settori più disparati. Per esempio, a livello mondiale è famoso il motto End Polio Now, perché ha contribuito a debellare la poliomielite nel mondo. E a livello locale noi abbiamo pensato di fare questo service in collaborazione, in partnership col Circolo Veneto. È già qualche anno che viene fatto e quest'anno abbiamo dato un premio acquisto che verrà tra poco dato. Non è stato facile per la giuria scegliere perché c'erano veramente opere molto, molto belle. E quindi vogliamo dare il nostro contributo all'attività artistica che viene supportata dal Circolo Veneto in maniera egregia. E un'altra cosa, c'è da dire che quest'opera poi non finirà in una sala del Rotary, eccetera, ma vogliamo esporla in una casa di riposo di Mestre, che è l'antica scuola di Battuti, che fa parte dell'IPAV, e quindi vogliamo portare il bello in una sede come una casa di riposo. Complimenti, complimenti, grazie mille. E allora, lo annuncio io? Il vincitore del premio di pittura Rotary Club Venezia Mestre è Giuseppe Amorim Esposito. Eccolo. Nel mentre con Marco Dolfin andiamo a leggere le motivazioni. Un paesaggio naturale nel quale è inserita un'imponente costruzione circondata da una nuvola di vapore acqueo. Questo lo trasmette a chi guarda, nello stesso tempo, una sensazione apparentemente contrastante di solidità e leggerezza. I colori sono luminosi e contribuiscono in modo decisivo a creare un'atmosfera sospesa, silenziosa e ricca di fascino. Lo spazio è senza tempo, natura e opera dell'uomo si integrano dialogando senza conflitto. La composizione è semplice, essenziale e ha il potere di trasmettere serenità ed armonia. Complimenti Giuseppe. Grazie. Ringrazio il Rotary Club per questa fiducia nella mia opera e il Circolo Veneto per questa occasione. Ringrazio questa lettura dell'opera che invece lavorava tutta sul contrasto e che sia uscita invece come tutta un'altra cosa, ma sapevo che potesse essere così. E meno male, insomma. E ringrazio mia moglie qui presente che mi accompagna in queste cose.
della pittura. Complimenti, complimenti Giuseppe, grazie mille. Questo è il suo premio. Abbiamo fatto le foto? Perfetto. Volevo ricordare anche che la giuria tecnica... Ringrazio ancora Matteo Zipponi, grazie per essere stato con noi. Questi premi, Rotary e il CGA, sono affidati a giurie diverse. Io ho letto Certo. delle motivazioni che sono state fatte da altre giurie. No, lo dico Certo. per correttezza perché... No, quindi ci sono giurie che premiano e ho giurie solo che- letto il commento di una... Non era farina del mio sacco. Marco, rimani qui con noi, però ok. ti faccio No, fare no, la vabbè. spola avanti e Ok, indietro. sì. Perché continuiamo adesso con le menzioni speciali. Perché la giuria tecnica ha segnalato con menzione speciale Lorenzo Piazza. Facciamo un applauso. Silvia Rosa. E Paola Volpato. Su queste ho le motivazioni. Bene, e allora andiamo a Scritte da- leggere. Allora, iniziamo con Lorenzo Piazza. Sì. Beh, invitiamo gli artisti Sì. sulla... Non vedevo nessuno Se che ci si sono, alzava. ovviamente, ma credo di sì, Eccoli. invitiamo sul palcoscenico. Allora inizio... Manca Lorenzo. Sì. Lorenzo non è in... No. non lo Beh, vedo, intanto Lorenzo. io leggo Intanto le leggiamo. menzioni, sì, le motivazioni. Lorenzo Piazza, la capacità di restituire un paesaggio rarefatto nella delicatezza di un gesto pittorico di essenziale liricità. Silvia Rosa, per una fluida gestualità astratta giocata di una brillante e armoniosa partitura coloristica. Complimenti. E Paola Volpato esprime un'accesa resa cromatica tesa a cogliere una natura compresa tra un mondo fantastico e una vivida immersione emotiva. Complimenti. Complimenti davvero. Lascio il microfono se volete dire qualcosa. Allora, ecco, ci tenevo a ringraziare tutti quanti e soprattutto il Circolo Veneto per questa meravigliosa opportunità. Grazie mille. Grazie anche a te. Lasciamo la parola anche Io ringrazio, a Paola. ovviamente, sono contenta. Grazie, grazie mille. Complimenti ancora, grazie davvero. Grazie Marco, ci rivediamo più tardi perché adesso lasciamo lo spazio ancora una volta alla musica. Li abbiamo ascoltati, li abbiamo visti all'inizio, proprio in apertura di questa serata. Sono 6 voci, una nuova atmosfera con gli arrangiamenti di Andrea Colloredo, Alessio Toniolo, Michele Toniolo, Giulia Scalco, Deborah Viale, Serena Lago, Monica Chinello, Marco Orlando al pianoforte. Loro ci faranno ascoltare un bellissimo medley di Michael Jackson. Facciamo un grande applauso agli Ultra Jam Sextet. Looking out across the nighttime, the city wakes asleep aside. Hear her voice, shut my window, sweet seducing inside. Get me out into the nighttime.
for walls will hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? I like living this way. Hold me like the river Jordan, and I will say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, and love me like mother. Could it be there? Everyone's taking control of me. Seems that the world's got a hold for me. I'm so confused. Will you show to me? You'll be there for me and care enough to bear me. Hold me, show me, lay your hand lowly. Tell me, softly and boldly. Yeah, carry me there. Carry me boldly. Lift me up slowly. Carry me there. Lift me. Get me out slowly. Carry me boldly. Show me you care. Na, 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 na. As I turn up the corner door, I feel the winter cold. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A willow deeply sky, somebody's broken heart. And a washed-out dream. The washed-out They follow the pattern of the wind. You see, he's got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could be any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah, I'm asking him to change his ways. That change, and no message could be any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make the change. You gotta get it right. When you get it right, then you close your mouth, then you close your. They told them, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in your eyes and the words are really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad, just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. 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 Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. Oh.
from going right. Just beat it, just beat it, just beat it, just beat it, just beat it. Pretty baby with the high heels on, you give me fever like I never ever known. Just the product of loveliness. I like the groove of your work, your Tokyo dress. I feel your fever for miles around. I pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice. So the one for me, the way you make me feel. The way you make me feel. You really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5. You're the one for me, the way you make me feel. The way you make me feel. You really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet now, you knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. The way you make me feel. You really turn me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. The way you make me feel. Grazie. Grazie. Facciamo ancora un grande applauso agli Ultra Jam Sextet, bravissimi ragazzi. Bene, allora siamo arrivati al momento della premiazione del premio della giuria popolare, si è concluso lo scrutinio e quindi chiamo qui sul palco Adriano Checchetto, che è il presidente della giuria popolare, perché sarà lui proprio a consegnare il premio della giuria popolare. Eccolo qui, buonasera. Buonasera Adriano, buonasera. Le lascio il microfono. Questo è il premio che consegneremo, appunto il trofeo di bronzo che abbiamo visto prima, realizzato da Silvia Dal Bianco. Com'è andata? Com'è andato lo scrutinio? Com'è andata questa esperienza? Quest'anno molto positivamente, secondo me, perché i partecipanti alla votazione per il premio da parte della giuria popolare è stato molto più numeroso rispetto agli anni scorsi. Questo è un buon segnale. Assolutamente. Perché significa che questo concorso di pittura si sta sviluppando ed è conosciuto sempre più dalla popolazione, dalla cittadinanza di Mestre. Questo fa piacere. Assolutamente sì. Ringrazio tutta la giuria perché ci vuole coraggio anche per esprimere un giudizio. Esatto. E non tutti sono, quindi il fatto che aumenti ogni anno il numero dei giurati ci fa molto piacere a noi del Circolo. Bene. Grazie ai giurati. Grazie Adriano. E allora abbiamo il vincitore. Lo dice lei? No, lo dica lei. Lo dico io. Questa sera tocca tutto a me. Lo dica lei. Allora, il vincitore premiato dalla giuria popolare è Nina Albiniova. Eccola, era già in prima fila. Ecco qui, buonasera Nina, complimenti. Buonasera. Adriano, che è il presidente della giuria popolare, ti consegna il tuo premio. Grazie mille. Vogliamo dare anche... Grazie, il microfono. Sì, un ringraziamento. Se vuol dire 2 parole.
Intanto vediamo la tua opera, Nina, qui alle nostre Allora, spalle. voglio ringraziare al popolo che ha votato per la mia opera. Mi sento molto onorata già essere scelta tra i finalisti e il fatto che la mia opera è piaciuta mi fa molto piacere, è un grande spinto per la mia pittura, per il mio lavoro. Sì, grazie, sono felice. Complimenti Nina. E grazie al mio fidanzato, ovviamente tutti ringraziano a fidanzati. Veniamo un po' più in centro così siamo anche a favore dei nostri fotografi. Dovete sapere che l'artista è slovacca e questo sta a significare la nostra volontà di aprire le porte confini, certo. non solo all'Italia ma a Certo. tutto il mondo. Vogliamo fare grandi traguardi con questo concorso di pittura. Grazie. Voglio grazie dire anche mille. complimenti per tutti gli altri artisti. Le opere sono veramente bellissime tutte, quindi è una competizione veramente forte. Grazie, complimenti ancora Signora. a Nina Albignova e grazie ad Adriano Checchetto. Grazie mille, grazie ovviamente anche per il vostro contributo e il vostro lavoro. Ed ora, prima di passare alla nomina dei primi 3 classificati, io chiamo qui sul palco Silvia Polese e Cristiano Costantini. Eccoli qui, facciamo ancora un grande applauso. Eccoci qua di nuovo. Ci ritroviamo. Ci ritroviamo. Anche insieme Bene, a Silvia. Perché, Cristiano, dicevamo all'inizio che ci sono delle novità, ce n'è una in particolare. Sempre novità perché cerchiamo di Bisogna muovere la sempre fantasia esatto. e farci sollecitare. La novità di quest'anno è il nuovo trofeo che viene assegnato al vincitore del primo premio. Quindi il primo premio acquisto è sì un premio acquisto, ma riceve anche un trofeo in vetro di Murano che è stato realizzato dal maestro Enrico Cammozzo per l'artigianato muranese. Eccolo qui, Eccolo lo vediamo. qua. E poi lo Bellissimo. vedrete direttamente qua al momento della consegna. È un'opera originale realizzata appositamente per il premio Maestri di pittura per questa occasione e con un accordo tra il Consorzio Promovetro di Murano e il Circolo Veneto e che quindi è un'iniziativa che vuole unire l'arte vetraria anche al mondo della pittura e qui l'artista del vetro ha voluto dare questa immagine di questa melange di colori Bellissimo. che sono molto affascinanti. Ecco, quindi, a questo proposito poi voglio ricordare solo un'altra cosa che non è proiettata, ma proprio per invitarvi poi ad andare alla mostra, perché questo oggetto, questa opera in vetro è stato in mostra al Candiani fino a questa mattina. Questa sera viene consegnata e quindi quella teca adesso è utilizzata per mostrare 3 più piccole opere in vetro che sono realizzate sulla base di disegni di studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Abate Zanetti di Murano, anche quello per iniziativa sempre del Consorzio Promovetro di Murano e della cooperativa muranese, sempre in accordo con il Circolo Veneto. E quindi è un'iniziativa che il tema che ha avuto è quella proprio premio Maestri di pittura, quindi i ragazzi hanno fatto gli oggetti pensando al premio Maestri di pittura. Questo collegamento che tra l'altro non casualmente è voluto da Cesare Campa che è di origine muranese e quindi ci tiene a questa vita. Ecco. Quindi mi fermo perché sarebbe bello poter parlare a lungo di queste però, cose. Insomma, Ma era doveroso almeno era doveroso raccontare ricordare questa bella soprattutto novità. a questi che lavorano anche su questo sì. campo, questa bella novità. Grazie Bene, Cristiano, grazie mille. E allora siamo arrivati adesso al momento fatidico della proclamazione dei primi 3 classificati. Ovviamente vado a presentarvi la giuria tecnica. Invito qui sul palco, in ordine alfabetico, Elisabetta Barisoni. Che è storica dell'arte, responsabile della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro, nominata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. Eccola qui, buonasera, buonasera, buonasera Elisabetta. Continuo con Michele Bonuomo, direttore del mensile Arte Cairo Editore. Eccolo qui che sta arrivando Michele Bonuomo.
Salutiamo anche Stefano Cecchetto, che è storico dell'arte, curatore critico nominato dall'istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, che questa sera purtroppo non è potuto essere qui con noi, ma giustamente insomma, lo ringraziamo anche per la sua partecipazione. Marco Dolfin, curatore della mostra e segretario di giuria, che abbiamo già visto, eccolo che torna. Francesca Rossi, storica dell'arte, direttrice dei Musei Civici di Verona. Eccola anche Francesca. Buonasera. E infine Saverio Simi De Burgis, critico e storico dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. E ovviamente il presidente della giuria, Gianfranco Maraniello. Le chiedo ovviamente ancora una volta due parole, un'opinione insomma, su questa edizione, su quello che avete visto, che avete giudicato a questa esperienza dedicata alla pittura. Beh, allora come non anticipare e dire qualche cosa che ha colpito un po' tutti noi? Intanto grazie dell'onore di essere in giuria con tanti colleghi e anche un piccolo fuori programma. Abbiamo ricevuto applausi tutti, ma non la conduttrice, scusatemi. Ma perché non c'entra? Grazie. Abbiamo considerato due cose, ma dico due cose che sono accadute dopo, una constatazione di quello che abbiamo visto e che ha trovato davvero una grande concordia. La prima è che i tre finalisti sono anche l'espressione di un sistema, di un'idea anche molto più profonda e più grande. Rappresentano oltre 600 persone che hanno partecipato e così tante persone che continuano a dare un senso a una espressione, forse la più antica, no? Dalle grotte di Lascaux a oggi, a questo segnare il mondo, a immaginarselo con i pigmenti, con la pittura. Malgrado appunto ci siamo in una epoca, si dice, no? Delle immagini, della comunicazione mediale, eppure la pittura continua a ritrovare e a rinnovare il senso nella storia dell'umanità. E quindi abbiamo visto che abbiamo premiato persone che rappresentano questo grande sforzo e anche espressioni e manifestazioni molto diverse. La seconda è una considerazione che mi fa particolarmente piacere, e cioè noi abbiamo lavorato, devo dire la verità, non conoscevamo gli artisti, abbiamo lavorato con i cognomi, alcuni magari erano già noti perché hanno già dei percorsi professionali importanti, però non ci siamo resi conto, se non facendo l'elenco delle cose avvenute, di un equilibrio straordinario tra uomini e donne. E questo, devo dire, non è una cosa che accade molto spesso e che sia avvenuto non perché abbiamo cercato questo, ma perché è stato l'esito proprio di non avere alcun pregiudizio di fronte all'evidenza dei quadri, mi sembra un bel segnale. Certo. Ecco, queste sono le due considerazioni che lascio per non anticipare invece i contenuti più specifici dell'attesissima premiazione. Grazie, grazie mille, grazie anche per averci dato queste indicazioni. Se vuole sì, può anche accomodarsi, perché ora vado ad annunciare i primi tre classificati in ordine alfabetico. Li chiamo qui sul palco e sono Ilir Avrami, Nico Mundacruz e Silvia Stocchetto. Facciamo un applauso a questi primi tre classificati. Prego, prego, salite sul palco. Buonasera, buonasera. Eccoci qui. Buonasera. Venite anche qua, proprio in mezzo, così aspettiamo anche Silvia. Ve l'aspettavate di essere i primi tre classificati? No, non me l'aspettavo. Ah, è spento? Sì, si sente? Io no. Silvia? No. Neanche. Eppure siete qui.
Tra le 60 opere siete voi i primi 3 classificati. Abbiamo Silvia Polese, eccola qui Silvia. Qui intanto vediamo ovviamente le 3 opere, le vostre 3 opere che vorticano, no? Perché non sappiamo effettivamente ancora, io sì lo so, ma anche la nostra Giulia lo sa. La motivazione. Marco, Dolfin, vuoi venire qui? Sì. Allora leggo in ordine alfabetico come fa? Sì, le leggiamo in ordine alfabetico. Okay. Quindi leggo le 3 motivazioni. Allora, quindi in ordine alfabetico inizio da Ilir Avrami per Venezia di notte. Una ricerca dentro la pittura che esprime in modo originale la sintesi della grande tradizione veneziana, dal vedutismo allo spazialismo. Complimenti. Ordine alfabetico, proseguo con Nico Mundacruz per la capacità compositiva e l'armonizzazione del colore all'interno di una sapiente tecnica pittorica. Termino con Silvia Stocchetto. In un mondo di proliferazione di immagini di ogni sorta, l'opera di Silvia Stocchetto è capace di produrre la magia di un universo visionario con una straordinaria qualità compositiva. E allora, abbiamo letto le 3 motivazioni in ordine alfabetico. Vado quindi ad annunciare il terzo quadro classificato. Il vincitore è Nico Mundacruz. Complimenti Silvia, ti consegna il premio. Eccolo qui la tua opera, il tuo quadro. Complimenti. Sei contento? Sì, sono molto stesso, contento. anche se sei sul podio comunque. Assolutamente, sono stracontento. Vuoi dirci qualcosa? Sì, volevo ringraziare il Circolo Veneto, la giuria e anche a Ilaria che mi ha accompagnato stasera e mi ha supportato. Ah, bene, Grazie. bene. Grazie a te, grazie mille. Allora, io adesso farei venire qua avanti Silvia e Ilir. Vi sentite un po' osservati. Perché li facciamo venire un po' più indietro, allora un pelino più indietro. Adesso vediamo, dovrebbero esserci i due quadri. Eccoli qui. Perché andiamo ad annunciare ovviamente il primo classificato di questa 8ª edizione del Premio Mestre di Pittura. Facciamo un po' di suspense. Il primo classificato è Silvia Stocchetto! Consegniamo il premio da parte del presidente di giuria, Gianfranco Maraniello, che consegna il premio. Veniamo anche un po' più avanti adesso così. Complimenti, complimenti Silvia. Una parola, una. Grazie. Grazie veramente, sono felice, non me l'aspettavo. Basta. Abbiamo, ovviamente l'abbiamo visto prima qui alle nostre spalle, adesso lo vediamo però dal vivo. Facciamo una bella foto. Adesso sì, possiamo andare un po' più avanti. Era per la vostra incolumità. Facciamo ancora un grande applauso a Silvia Stocchetto. E ovviamente premiamo anche il secondo classificato. Ilia, non ti lasciavamo così, scherzi. Ilir Avrami, secondo classificato. Vuoi dire qualcosa? Grazie alla giuria che
questo premio perché neanche non aspettavo. Il microfono, perfetto. Già ero se no- strapagato, stracontento che ero nei finalisti, figuriamoci qua. Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Grazie mille, grazie. Grazie, complimenti ancora. Facciamo un applauso ai nostri primi 3 classificati. Adesso ci mettiamo tutti insieme, bene, così facciamo una bella foto di gruppo. Io metterei anche... Possiamo mettere il premio davanti, così facciamo una foto anche col premio che si vede, è bellissimo. Eccolo qui, il trofeo. Bene, bene, ora veniamo un po' più avanti tutti insieme. Ancora un grande applauso alla vincitrice Silvia Stocchetto, Ilira Avrami e Nico Mundacruz. E insomma, io direi di lasciare la parola adesso a Cristiano, anche un po' per tirare le fila del discorso, perché abbiamo dato dei dati importanti che ci hanno riportato poi anche le varie figure, persone che hanno partecipato a questa edizione più che positiva, potremmo dire. Direi di sì, devo essere portavoce oltre della mia soddisfazione, ma devo dire che oggi pomeriggio, quando ho incontrato la giuria dopo che ha finito il proprio lavoro, mi hanno comunicato, il Presidente e gli altri, di essere veramente soddisfatti del loro lavoro, perché è stato favorito da una partecipazione di qualità e chiaramente li ha messi in difficoltà nella scelta, ma questo è sempre l'arduo compito delle giurie, che da una quantità alta di opere candidate deve arrivare poi a una piccola selezione di pochi vincitori. Quindi complimenti ai vincitori e grazie alla giuria che ci accompagna, ed è fondamentale il vostro ruolo professionale, perché accompagna un Circolo Veneto che è un promotore di un'iniziativa, ma se non avesse queste persone e non avesse i musei civici a fianco con l'esperienza che ci porta, non riusciremo a raggiungere questa qualità che vediamo e ci incoraggia. Ecco, avete visto che è stato consegnato una busta che dà indicazioni per il premio, ma anche una busta più grande. Ecco, non è una busta sorpresa. Lì dentro c'è una copia del Gazzettino di oggi. La prima pagina del Gazzettino di oggi viene proposta agli artisti per essere sovradecorata, sovradipinta, e poi ci verrà riconsegnata perché la porteremo al Gazzettino e questo quotidiano ha nella propria sede, Mestrina, quello che chiama un museo, cioè in alcune sale sono esposte le prime pagine dei Gazzettini dipinte da vari artisti, e tra i vari artisti ci sono anche i vincitori del premio Mestre di pittura. È già da qualche anno che abbiamo questa iniziativa e quindi anche questa sera ho voluto ricordarla in questa maniera conclusiva per capire questa busta. Ecco. Grazie. Poi a tutti voi devo una notizia che forse è piacevole: a tutti i finalisti non facciamo andare via così, ma fuori abbiamo un oggetto in vetro di Murano, una cosa preziosa, fatta dalla vetreria Vistosi, e quindi per tutti i finalisti, solo per i pittori finalisti, non per tutti, vi presentate al desk dove veniva distribuito il biglietto, lì vi presentate e vi verrà consegnato questo oggetto in vetro di Vistosi, di Murano. Grazie mille ancora, grazie a Cristiano Costantini, Silvia Polese, grazie a Cesare Campa che ci sta seguendo, ci ha seguito da casa, grazie ovviamente a tutta la nostra giuria, a tutti i candidati. Io vorrei un applauso però anche a tutta la squadra che ha lavorato nel dietro le quinte, quindi grazie ragazzi. Grazie ovviamente a tutti voi per essere stati qui e vi lascio adesso, come chiusura di questa bellissima festa, di questa 8ª edizione del Premio Mestre di Pittura, a Linda Valerio, che è una ballerina e acrobata aerea, fuochista e trampoliera. L'attrezzo che usa è il Lira Pole, che unisce elementi di pole dance e cerchio aereo. E insieme a lei, ancora una volta, li vediamo qui sul palco i To Go, insieme agli Ultra Gem Sextet. Grazie mille ancora a tutti, buon proseguimento di serata e alla prossima edizione del Premio Mestre di Pittura.
what you say. Don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this will make you crazy, not taking all you can bear, you call me up, 'cause you know I'll be there. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show you true colors. True colors are beautiful like a rainbow. This will make you crazy, now taking all you can be. You call me out, 'cause you know